Buona serata da prealpina.it. Partiamo con il caso di Morazzone. Avrei dovuto morire io. Così ha dichiarato alla trasmissione televisiva Controcorrente il collega di Davide Paitoni, da lui accoltellato il 27 novembre scorso. Vito ha detto che avrebbe preferito morire al posto del piccolo Daniele, di soli 7 anni, ucciso poi dal padre a Capodanno. Ieri mattina alla Colfer di Azzate sono tornati i lavoratori dopo la pausa natalizia. Paitoni resta in carcere ma è stato trasferito alla struttura milanese di San Vittore. Non si conoscono le ragioni del trasferimento deciso dall'amministrazione penitenziaria, ma pare che in un carcere più grande sia più facile il controllo del detenuto in isolamento con sorveglianza 24 ore su 24. E anche Vito non si è visto in fabbrica, ancora scosso dalla vicenda. Azienda e colleghi ribadiscono che Paitoni fosse stato sospeso dal lavoro e ribadiscono il cordoglio per la drammatica morte di Daniele. Vediamo il servizio della collega Elisa Polveroni. Oggi, lunedì 10 gennaio, è ripartita regolarmente l'attività alla ex Varesina Accessori, ora Colfert, l'azienda di Azzate, dove lavorava Davide Paitoni, l'uomo che ha ucciso il figlio di 7 anni a Capodanno e che proprio all'esterno della ditta il 26 novembre scorso accoltellò un collega di 52 anni. Oggi la ditta lavora, c'è un via vai continuo di mezzi, di camion, di personale, ma nessuno vuole rilasciare delle dichiarazioni, c'è un comprensibile riserbo, i colleghi sono gentili ma fermi nel negarsi a qualunque tipo di ricostruzione o testimonianza sulla figura di Paitoni o sul suo ruolo all'interno dell'azienda. Paitoni da quella sera è sospeso dal lavoro, il collega 52enne non è ancora rientrato anche per le ferite gravi riportate in quel fatto, solo una casualità geografica, così, se così si può dire, aveva salvato il 52enne perché come si nota, la sede della Varesina Accessori ad Azzate, nella zona industriale, è confinante con quella di SOS della Valbossa, l'associazione del soccorso. I sanitari sono subito intervenuti risolvendo in poco tempo la terribile emorragia causata dalle coltellate inferte da Paitoni al collega. Un comprensibile riserbo, appunto, l'azienda si limita a ribadire il proprio cordoglio per quanto avvenuto e a ricordare che Paitoni è sospeso dal lavoro da quella sera, ora si trova ovviamente in carcere per l'assassinio del figlio. Incendio nell'area del salumificio Nespoli alla periferia di Caronno Pertusella. Oggi pomeriggio, attorno alle 14:30, un'alta colonna di fumo nerissimo si notava anche dall'ex statale Varesina. 6 i mezzi dei vigili del fuoco impegnati con una trentina di pompieri. Per domare l'incendio ci sono volute circa 2 ore, mentre via Trieste, dove si trova il plesso, e la vicina via Edison sono state chiuse al traffico. Le fiamme si sono sprigionate al piano superiore dello stabile, in locali un tempo utilizzati come appartamento residenziale e che ormai da anni sono vuoti. Poche ore dopo sono iniziati gli accertamenti dei carabinieri di Caronno Pertusella e di Saronno che stanno effettuando sopralluoghi per chiarire le cause del rogo. Ci spostiamo a Saronno. Movimentato episodio davanti alla stazione ferroviaria di Piazza Cadorna. Sabato scorso un peruviano di 36 anni ha aggredito un agente della polizia locale mordendolo a un braccio. I vigili, nel corso di un controllo di routine al terminal ferroviario, avevano invitato il giovane e il fratello 29enne a indossare la mascherina. I due, che pare avessero alzato un po' troppo il gomito, hanno iniziato a discutere, finendo poi per passare dalle parole ai fatti. Il 36enne ha dato un morso a uno degli agenti. Nonostante il giubbotto e il maglione, pare che il segno dei denti sia comunque rimasto sul braccio. L'agente ha riportato anche contusione a una gamba e al gomito e guarirà nell'arco di 2 settimane. Il peruviano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, violenze, lesioni e rifiuto di dare le proprie generalità. Per questo rischia l'arresto e la reclusione sino a 5 anni. Sia lui sia il fratello hanno ricevuto una multa da 450 euro perché non indossavano la mascherina e per ubriachezza molesta. Torniamo a Varese.
è stata arrestata la 32enne di nazionalità marocchina che nella notte fra venerdì e sabato scorsi ha creato il finimondo in un locale del centro, aggredendo una donna, danneggiando la struttura e scagliandosi poi contro i carabinieri. Ora è in carcere a Como. I fatti sono avvenuti alla Maison Joujou, in via Cavallotti, dove la 32enne, a seguito di un acceso diverbio, ha aggredito un'italiana di 42 anni. All'arrivo dei carabinieri, invece di calmarsi, si è scagliata contro i militari colpendoli con calci e pugni. È stata arrestata per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. E chiudiamo con la consueta pagina Covid. Chiediamo ad ATS di aprire celermente un tavolo di confronto e lavoro con i comuni e le province di Como e Varese, affinché si possa arrivare a una soluzione di cui in prima persona siano i cittadini a beneficiare. Lo scrivono in una netta presa di posizione 105 sindaci dei comuni delle province di Varese e di Como che fanno riferimento ad ATS in Subria. In particolare contestano le criticità del sistema di tracciamento, l'estrema difficoltà dei cittadini nell'interfacciarsi con l'ATS, la mancanza di puntualità nell'informare sull'esito dei tamponi e la carenza di personale nei presidi territoriali. Il numero verde, dicono i sindaci, non è in grado di sostenere il carico di lavoro attuale e sempre più cittadini si lamentano l'impossibilità di avere una risposta o di ricevere solo risposte approssimative. I cittadini hanno la necessità di interfacciarsi direttamente e ciò oggi non avviene, scaricando spesso ogni problema sulle spalle dei medici di base, già sovraccarichi di lavoro. Molte persone non riescono di fatto a uscire dalla quarantena per mancanza di programmazione del tampone o perché dopo diversi giorni non riescono ad avere comunicazione dell'esito. Intanto la situazione appare sempre più critica. 17.581 i contagi testati oggi in Lombardia su un totale di 86.367 tamponi processati. I nuovi positivi in provincia di Varese sono 1.559, a Milano e provincia 7.355, a Bergamo 1.837 e a Brescia 1.725. Altri 2 pazienti in terapia intensiva portando il totale a 246 unità. I ricoveri sono già 2.999 più 112. Purtroppo si sono contati altri 61 decessi. E questa era l'ultima notizia. L'edizione di prealpina.it termina qui. Vi diamo appuntamento domani alle 13 e vi auguriamo buona serata.